Un voto, quello della Sardegna, che avrà sicuramente pesanti ripercussioni anche per il Veneto, per il nord-est. La prima lezione che arriva da questi risultati è quella che io definirei il fattore della credibilità del candidato. Allora, non basta dire sono il partito più forte e quindi decido io quale sarà il candidato. L'importante è che il candidato sia forte, che abbia del consenso. In questo caso la scelta di Truzzu, decisa dalla Meloni, si è rivelata perdente. Truzzu, non dimentichiamo che in un sondaggio sui sindaci italiani era risultato il terzultimo come popolarità dei sindaci dei capoluoghi, e quindi potrebbe rivelarsi questo risultato della Sardegna un assist per chi, come nella Lega del Veneto, come Zaia, chiede fortemente di poter decidere, in vista delle prossime regionali, quale sarà il candidato presidente. Allora qui si torna alla questione del terzo mandato. Sapete che c'è una legge che in questo momento proibisce a Zaia di candidarsi, ma non proibisce alla Lega di individuare comunque un candidato che abbia consenso, sia forte e radicato sul territorio. Questa è una lezione che dovrà imparare bene anche Fratelli d'Italia nella scelta di un eventuale proprio rappresentato o comunque candidato che sia condiviso da tutta la coalizione. L'altro elemento forte è il separatismo dei veneti della Lega. Abbiamo visto già negli ultimi giorni, parlo dell'assemblea dei militanti che si è svolta sabato scorso a Treviso, che sta uscendo forte questa voglia di tornare alle origini, di tornare a decidere in casa propria. C'è stata la frase di Zaia: io preferivo Lega Nord, io preferivo Liga. C'è stata la frase di Caner, dell'assessore regionale Caner, che ha detto togliamo il nome di Salvini dal simbolo. Ebbene, la defiance, la debacle della Lega di Salvini in Sardegna, 3,8%, non farà altro che rafforzare queste richieste, queste spinte che vengono dal Veneto di tornare all'origine e tornare a una propria strada. Infine, ultima questione per il centro-sinistra. Allora, non c'è nessuna elezione scontata, non sono condannati alla sconfitta neanche in Veneto. Il centro-sinistra, che grazie all'accordo con il Movimento 5 Stelle in Sardegna è riuscito a ottenere questo risultato abbastanza sorprendente, potrà giocare la sua partita anche in Veneto, se troverà un candidato forte, come si è rivelata forte la scelta della Todde, e soprattutto se riuscirà a sfruttare a capitalizzare le eventuali divisioni nello schieramento avversario.